Rendiamo conto che siamo nel cuore della zona industriale di una delle città più ricche del nord-est e quindi d'Europa o no? O siamo nell'ultima periferia della Turchia o del Nord Africa? Perché questo è il punto, no? Com'è possibile tollerare tutto questo? Perché ogni volta che torniamo dall'estero dobbiamo avere una settimana in cui si sta male, no? Si sta male perché si vedono, non siamo più abituati a vedere il degrado. O quando ci viene qualcuno a trovare dall'estero resta sconcertato, perché noi abbiamo sempre mostrato il nostro lato A, quello di centri storici, no? Che grazie a Dio, in caso di Vicenza, poi è un centro storico in gran parte conservato, ma gli altri lati sono quelli che la gente vede girando. Qua noi viviamo in un ambiente progressivamente degradato e non lo percepiamo più come tale, ed è stato pianificato così. Nel Veneto non c'è un abusivismo diffuso, c'è l'attuazione di piani. Nella stessa zona industriale abbiamo industrie a rischio di incidente rilevante, le fonderie enormi, esattamente di fronte alle zone commerciali a grande struttura di vendita previste dagli strumenti urbanistici. Allora qua c'è qualcosa che non funziona, no? Ma non è l'imprenditore privato che ha sbagliato, ha attuato un piano che è un piano sbagliato. Il piano sbagliato è un piano sbagliato in origine ed è stato approvato sbagliato attraverso una serie di passaggi, tutti legittimi. Allora, se uno mi dice piani così non servono, dico sono d'accordo, piani così non servono, non piani, i piani sbagliati non servono. Le tre condizioni che consentivano di andare avanti, di fare progetti innovativi e realizzarli sono dati da una credibilità delle istituzioni, la committenza e una continuità politica, che poi non è una continuità di partito, ma è una continuità di idee. La vischiosità nelle trasformazioni del territorio, una vischiosità che si misura in decenni. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight? L'edificio che mi piace di più è quello dell'acciaieria Valbruna,
perché è brutale, è cattivo e rispecchia benissimo quello che è una zona industriale, anzi invecchia bene e esprime quello che è senza averlo voluto, solo come macchina funzionale, però è imponente, bellissima. Siamo in una logica, ci troviamo, quando siamo a progettare in una zona industriale, siamo a contatto con una logica legata all'industria, al commercio, quindi i tempi sono molto stretti e le aziende stesse che commissionano vogliono risultati in poco tempo e con poca spesa. Io credo che l'architettura assolutamente possa comunicare. Un'opera di architettura può essere la più grande operazione di marketing che un'azienda può fare. Una cosa che noi abbiamo sempre pensato è di fare qualcosa che, proprio perché si trovava in una zona industriale, invecchiasse bene. E ecco la scelta dello zinco titanio scuro che si autossidava, o del cemento che deve fare il suo muschio e deve deteriorare in un modo dignitoso. Chi lo sa, questo magari in un futuro prossimo potrebbe essere una zona assolutamente centrale, forse magari più centrale del centro storico, che magari diventerà una sorta di, di una città diversa, solo magari museale, e questo potrebbe diventare un teatro d'avanguardia, un luogo, credo che abbia la dignità per poter ospitare un edificio pubblico, potrei quasi dire. This is a life, and you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head feels towards the